Nella parte centrale del territorio sulcitano, accanto al paese di Sant'Adi, le montagne custodiscono un'autentica meraviglia. Sono chiamate grotte di Istzuttas. Come tutta la zona, prendono il nome da colui che molti secoli fa possedeva queste terre e che probabilmente non ha mai neppure immaginato cosa si celasse nel sottosuolo. Intorno all'anno 1970, alcuni speleologi di Sant'Adi esplorarono queste grotte, capirono subito il pregio di questi ambienti e decisero di fare qualcosa per valorizzarli. Mentre osserviamo la bellezza e la varietà delle concrezioni, notiamo i segni della sua attività, che avviene a una temperatura costante di 16 gradi e in presenza di quasi il 100% di umidità. Le grotte di Istzutdas si estendono per oltre 500 metri attraverso il letto di un antico fiume sotterraneo che ha scavato numerosi ambienti. In tempi lunghissimi, nelle sale piccole e grandi, pian piano si sono formate numerose stalattiti, formazioni calcaree che partendo dalla volta crescono verso il basso, e tante stalagmiti che invece crescono verso l'alto, e non mancano le colate, come questa, dalle 1000 canne, spezzata probabilmente dallo sprofondamento del suolo. Lo spettacolo raggiunge il culmine nella sala delle eccentriche di aragonite. Una concentrazione così elevata di cristalli aghiformi piccoli e piccolissimi è unica in Italia.